Dunque, sono Gigi Zuncheddu, tengo 17 anni e vivo in Brucei. Ho incominciato a cantare precisamente nel 2012 in su palco, a Versus a due spesi, e invece ho cominciato a cantare molto più lungo in su 2016, poi Santa Barbara ho fatto 6 esordi in Brucei. È un'arte che ho sempre coltivato da quando fui a Vitticheddu, forse con l'aiuto del babbo mio pure, che è sempre stato un maestro in domo, un po' questo canto. Mi sono sempre interessato a questo canto, sono sempre andato a ascoltare il babbo mio, che ha sempre cantato questo cantato ormai da me da anni, e sei mi sono sempre interessato, fino a quando ho pubblicato che forse ci potevo fare del lavoro a improvvisare, comprendendo questa struttura del suo mottetto. Ho cominciato a cantare con babbo mio e il collega Susu, e non è sicuramente una cosa facile, perché richiede sicuramente una manna concentrazione, sia da quando sono sul palco cantando, sia da prima di questa cantata. Sicuramente sono l'unico giovane che canta, e questo mi porta a fattori positivi e fattori negativi. Poi in su palco è, come ti posso dire, è una cosa strana, ma cantare da 17 anni a cantare con persone come il babbo mio, collega del babbo che hanno una certa età, ormai 50 anni, a chi ne 60, a chi ne 40, ma già in una certa età. E affrontavo su argomenti sicuramente che tutti conoscevo, in ogni cantata questo argomento è sempre diverso. Dunque, se tanto pensa da sta gente da me che canta a 17 anni, e gli amici miei, per esempio, allora, a parere mio, le persone dell'età di mia non sono in me interessate a questo canto. Però, da quando ho cominciato a cantare Deo, ho sicuramente quando canto in piazza, più presenza dei picciocchetti rispetto a quando mancai non ci fianta picciocchetti come a me che cantanta. A pubblico che quando ci fu di fetti babbo e Deo fuori in piazza scuttendo, ci fuori a vetti Deo come ti picciocchetti scuttendo. Quando invece Deo fuori a cantando in su palco, mancai cercavo di coinvolgere gli amici miei, che hanno portato altri amici, e mancai ci furono certi picciocchetti che ascoltano questa cantata e si interessano. Però c'è sempre da dire che è una tradizione che tocca da cercare di trasmettere ai giovani, perché secondo me manca da me dai giovani su questa tradizione. È una tradizione che può essere seguita, tocca da conoscere bene questa lingua sarda, e questa lingua sarda, come ti ho detto, si può dire, non è più si chiama come prima, nei spicciocchetti, si chiamano da me del italiano, e questo porta a seguire più spago questa cantata, perché non conoscendo bene questa cantata neanche si può comprendere a fondo bene su che narrauso. Dunque spero che i spicciocchetti si accostino sempre di più a comprendere questa cantata.